Rapine in serie, efferate, violente, aggressioni pericolose. È partendo da questo video, che riprende l'assalto feroce a un uomo che a Vicenza sta facendo bancomat in Viale Verona, che la polizia ha portato avanti le indagini fino a chiudere il cerchio. In manette un nigeriano di 32 anni e un senegalese di 45, ritenuti responsabili di almeno 4 colpi, ma potrebbero essere di più. Credo che al di là dei 4 episodi accertati che sono stati considerati espressamente dall'ordinanza di custodia cautelare dell'autorità giudiziaria, ci siano altri episodi degli ultimi periodi, degli ultimi mesi, sui quali lo stesso Ufficio Prevenzione Generale sta lavorando in maniera molto puntuale per la ricostruzione. Abbiamo raccolto innanzitutto delle indicazioni da parte delle vittime che hanno subito questi reati. E poi anche con alcune immagini di sistemi di videosorveglianza abbiamo ricostruito i passaggi, i movimenti di questi soggetti poi tratti in arresto ieri. Avevano seminato il panico a Vicenza tra il 4 marzo e il 2 aprile. Prima una rapina al bancomat di Viale Verona. Il nigeriano, armato di un coltello con la lama lunga 40 cm, minaccia la vittima. C'è una colluttazione, poi i malviventi si dileguano con 500 euro. Allo stesso sportello un'altra rapina con la stessa dinamica. Questa volta il bottino vale 600 euro. Nei giorni successivi, in Viale Sant'Agostino, una peruviana alla fermata dell'autobus viene aggredita. I 2 malviventi le strappano la borsa che contiene il telefonino e 80 euro. La vittima, cadendo, riporta ferite guaribili in 10 giorni. Un altro episodio in via Torino, dove un romeno viene avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta, poi viene immobilizzato e derubato del cellulare e di banconote per 70 euro. Anche la scelta delle vittime, in molti casi casuale, evidentemente era fortemente condizionata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. I 2 malviventi, con precedenti per droga e per reati contro il patrimonio, sono stati intercettati in una palazzina abbandonata in via Ferreto de Ferreti. Qui la polizia li ha raggiunti, arrestati e portati in carcere a Vicenza. Li abbiamo intercettati in uno stabile abbandonato che tra l'altro è in via di abbattimento e dove si nascondevano entrambi. Di fronte alla commissione di reati, comunque le forze di polizia ci sono sul territorio e danno delle risposte concrete. È chiaro, bisogna attendere qualche giorno, qualche mese a volte, ma le risposte arrivano.